Il Treviso non ha ancora trovato gli equilibri che Maurizi chiede e subisce gol da azioni che, se gestite meglio, non darebbero dei passivi così pesanti. È vero che a rendere la pillola meno amara ci sono 2 espulsioni abbastanza dubbie in 2 partite, ma questo proprio non dovrebbe essere un alibi. Dalla sua il mister ha tutto lo spogliatoio, come conferma Fortunato ai nostri microfoni. Siamo tutti con lui, ascoltiamo quello che ci chiede, abbiamo il suo spirito, quello che ci trasmette durante la settimana. Anche dal campo sembrava non esserci proprio l'espulsione subita nel match contro l'Entella. Non era espulsione, c'era comunque 2 miei compagni che stavano arrivando. Ci è sembrata un po' esagerata, poi abbiamo cercato comunque in 10 di cercare di recuperare la partita. Nel secondo tempo comunque loro con l'uomo in più hanno spinto un pochino di più e sono arrivati questi 3 gol che secondo me sono alquanto pesanti, però dobbiamo accettare questa sconfitta e lavorare in settimana. Per il Treviso ora non rimane altro che rifarsi nel prossimo turno di campionato per abbandonare il penultimo posto in classifica. Quella contro il Trapani sarà la trasferta più lunga di tutta la stagione. Una squadra che sarà dura battere, quella siciliana, visto il secondo posto e la finale dei play-off dell'anno scorso. Ma i biancocelesti non sbarcheranno certo in Sicilia per una semplice passerella e tenteranno in tutti i modi di regalare ai propri tifosi la prima vittoria stagionale.